Accordo tra Confartigianato Veneto e organizzazioni sindacali. Vengono messi a disposizione 12 milioni di euro per aiutare le imprese e i lavoratori a ripartire insieme. Vediamo. Dopo più di 2 mesi di stop totale per le imprese artigianali sarà sicuramente dura ritornare alla normalità. Anche per questo, in attesa di tempi migliori, Confartigianato regionale, la CNA Veneto, Casartigiani assieme a CGIL, CISL e alla UIL del Veneto hanno deciso di siglare un accordo per aiutare i lavoratori, le loro famiglie e le imprese a riprendere le attività produttive. 12 milioni di euro messi a disposizione, tutti provenienti da un fondo autofinanziato in passato dagli stessi destinatari. Soprattutto per sostenere alcune situazioni di particolare disagio, e quindi c'è un sussidio che andrà a integrare il reddito delle famiglie che sono state colpite dalla cassa integrazione. Questi aiuti si va a migliorare quello che è l'accesso al credito per le imprese, per i necessari investimenti che andranno fatti e per i costi che deriveranno poi dall'acquisto di tutti i dispositivi e di tutto ciò che si deve cambiare all'interno dell'impresa per renderla sicura. Tutto a questo punto è un'incognita, come ci spiegano nella sede di Confartigianato Vicenza, dai consumi ai mercati, tenendo ben presente il numero dei possibili futuri disoccupati. Lo scenario è uno scenario inedito che bisogna affrontare con molto coraggio e anche con una forte unità. Per questo l'accordo che abbiamo sottoscritto fra sindacato e datoriali dell'artigianato è un accordo fondamentale, perché ribadisce che stando insieme, stando uniti, si risolvono i problemi. È un momento assolutamente delicato perché potrebbero sicuramente infilarsi di fenomeni di usura piuttosto che di fenomeni di infiltrazioni mafiose che già erano presenti nel Veneto.